amici bellini, il video vi arriva un po' in ritardo, ma non è colpa mia, mi hanno staccato la corrente. D'altra parte non si possono pagare 110 bollette all'anno, mi sembra impossibile. Però sta arrivando Conte, Pedulla che insiste, il dissing De Laurentiis che si fa le foto con i Juventini. Cominciamo! Allora, mannaggia, Sergio Capobianco, non so se l'avevo benvenutato già, comunque benvenuti. Iscrivetevi al canale, non siete pronti. Sappiate che non siete pronti. Noi andiamo avanti, a prescindere, e dobbiamo capire che fine dobbiamo fare. Quando oggi c'è una finale, lasciate un like. Ditemi sotto il vostro pronostico. L'Atalanta, Gasperini, che piace Gasperini, la favola Atalanta eccetera eccetera, riuscirà a vincere una finale, o Allegri alla fine in qualche modo qualche cosa porta sempre a casa e poi bisogna riflettere su Giuntoli. Guardiamo un attimo una cosa, perché tempo addietro io feci questa cosa polemica, era il 20 maggio 2018 e io dissi: questa è la proposta di maglia per l'anno prossimo, per l'anno seguente, ed era chiaramente una polemica, nel senso, io sento di aver vinto lo scudetto, la famosa annata quella là, quindi non possiamo metterci lo scudetto, però la seconda maglia la possiamo fare così, celebrativa del tricolore, così, e poi una terza maglia per i momenti in cui, perché momenti fisiologici capitano a tutte le squadre della stagione, questa maglia potrebbe aiutare eccetera eccetera. Grande polemica, ma questo era un napoletano, era un fluido che non poteva accettare certe cose, perché sì, Sarri sbagliò quello che doveva sbagliare con la Fiorentina, va benissimo, però onestamente quello che abbiamo visto eccetera. La riflessione, visto che noi con uno screenshot migliorano un pochino le grafiche i miei lavori a Photoshop, questa è la nuova maglia del 2024-2025 del Napoli, si conferma MSC, c'è un nuovo da Amazon, passiamo ad eBay, passiamo a Wish, perché tu Wish perché lui si augurerebbe di essere o di diventare come la Juventus, ed è una riflessione che dobbiamo fare nel giorno in cui io ieri mi sono stato zitto, ho preferito stare zitto, guardavo la telecamera e non cliccavo sul record mai, perché che faccio? Vi dico un'altra volta che probabilmente le percentuali dal 40 al 50%, non vi voglio dire stupidaggini, però una cosa ve la posso dire, che la trattativa c'è, che lui ci stia provando con Conte mi sembra cristallino. Poi il problema è capire se si va fino in fondo, se si riesce a limare, perché devi limare, devi capire quanto gli puoi dare, devi capire quanto lui accetta, devi capire che giocatori gli vuoi prendere, e se vogliamo noi credere a Pedulla che si sta sbilanciando, ma si sta sbilanciando in un modo giornalisticamente giusto, perché ci racconta di trattativa, ma non ci dice ha già preso casa a Posillipo. Ed è vero che notizia di oggi è che la moglie di Conte sta cercando casa al Vomero, che è un'altra zona, quindi non sapete niente. Però cosa ci dice Pedulla? Ci dice che sta inseguendo, sta provando, che le altre situazioni sono in stand-by, e che quello è il primo obiettivo, e che è una cosa che io ci credo, perché De Laurentiis è uno di quelli che è anche imprevedibile, non si può prendere De Laurentiis fa sempre così e quindi ci dobbiamo aspettare così. De Laurentiis spesso contraddice se stesso nelle parole e anche nei fatti, quindi questa cosa potrebbe significare che effettivamente ci vuole provare, e però ci riesca non ce lo dice né Pedulla né ve lo dico io, perché bisogna arrivare ad un accordo che non è facile secondo me, perché Conte ha detto sì, io una piazza come Roma, una piazza come Napoli prima o poi la voglio anche vivere, però ci devono essere i presupposti per far bene, ci deve essere il progetto vincente, perché io non vado a partecipare, io vado per tentare di vincere. Quindi esiste tutto questo, ma esiste anche una situazione in cui tu gli devi dare una squadra che... E qua c'è la mia riflessione personale. Quando vi dissi, Gasperini, devi fare tanto mercato, con Italiano anche devi fare tanto mercato, perché Gasperini per una questione di caratteristiche dei giocatori, con Italiano i giocatori, le caratteristiche dei giocatori vanno anche bene perché sono abituati, ma non mi sembra credibile, e quindi devi cambiare molte delle facce annoiate
calmate e meno sul pezzo che ci stanno quest'anno. Con Conte, secondo me, De Laurentiis sta facendo un discorso di questa squadra è forte, era forte, ho cambiato poco e tu non sarai mica più scarso di Spalletti, tu sei più forte di Spalletti. Ti pago anche di più di quanto pagavo Spalletti, quindi tu con questi giocatori qua vai liscio e in Champions ci arrivi in ciabatte. Quindi l'arrivo di Conte per me non significa fare più un mercato. Farai il mercato che sarai costretto a fare, senza dubbio, però ci potrebbe essere anche un discorso che non so quanto piaccia a Conte. Dici questa squadra qua, secondo me è lì che più che i soldi è lì l'inghippo. Tu con questa squadra qua devi già fare bene, quale mercato incredibile, quali giocatori già pronti, tu questa squadra qua già devi fare bene. Secondo me è lì l'inghippo ed è lì il pensiero di De Laurentiis. Si investo su un allenatore vincente che piace alla piazza, perché ad oggi, ragazzi, è inevitabile, se non arriva Conte non si mantiene, il tifoso napoletano non si mantiene, e qualunque altra possibilità di qualsiasi altro allenatore non piace, non può piacere, non può essere accettato, perché stiamo facendo la bocca buona all'idea di Conte. E vi dico anche che in passato, al di là del personaggio, a me non mi interessi chi è Juventini, questa è una cosa che interessava a De Laurentiis, ecco perché si contraddice. Non mi interessa che Giuntoli fosse tifoso juventino, non mi interessa che Conte è sangue juventino. Se sono forti, se sono bravi, se sono affamati e se lavorano bene per la mia squadra, noi cambiamo, la maglietta resta azzurra e tifiamo per la maglia e per il Napoli. A me non è quello che mi interessa. A me mi interessa capire se riusciamo con la scelta di alcuni personaggi, che ti vai a prendere manna dalla next generation, dall'Under 23 della Juve, vai a cercare Conte. Adesso però, se crediamo a Pedullà, dobbiamo credere anche a Rugani. Allora, quando vi dicevo Pioli secondo me non arriva, è una voce che serve per far incazzare i tifosi, poi Pioli non arriva e arriva un altro nome che non si è mai fatto dell'area juventina, e molti mi dicevano Allegri, il primo nome che mi hanno detto, alcuni hanno detto Sarri perché anche lui è stato area Ruventina, Ruve, non ho detto Rube, Ruventina, è un po' Ruve, un po' ruvido Sarri, ma anche Palladino poteva essere area juventina. E Conte è proprio la juventinità fatta persona, che però non si è fatto problemi ad andare all'Inter e a vincere, a lasciare la Juventus. Siamo pronti però per questo tipo di nuova veste, che non significherà per forza avere i favori che hanno certe squadre, che sono protette, che sono in qualche modo hanno tutto un altro potere politico intorno e funziona in un certo modo. Noi abbiamo avuto il più vincente di tutti, Ancelotti, e ce ne hanno date mazzate da tutte le parti e non si poteva fare. Abbiamo fatto perdere la pazienza ad Ancelotti, che è rispettatissimo dai media, dagli ambienti e dalle cose, eppure da noi non ha funzionato. Quindi la riflessione è questa: siete pronti? Siamo pronti noi Napoli a prenderci questo rischio, che è un rischio, perché se tu vai a diventare quella che è la succursale quasi della Juventus, cioè i juventini rinnegati che poi non vengono più presi in considerazione, te li vai a prendere tu, cosa che invece è successo al contrario. Se pensate alla Juventus, la Juventus si viene a prendere Higuain, la Juventus si viene a prendere Giuntoli, cioè quelli che sono al massimo della loro carriera, se li prendono da noi per rinforzarsi. Noi invece stiamo prendendo quelli là, uno che ha mollato la Juve in ritiro, e questa già è una cosa che mi terrorizza, perché a Conte non gli puoi chiudere la bocca, si devono fare le conferenze, se lui deve dire una cosa la deve poter dire, quindi non ti puoi mettere a tuzzo. Lo puoi fare con Calzona, lo puoi fare con Mazzarri, lo puoi fare con Garcia, ma Conte, se tu ti permetti di scendere negli spogliatoi e di dire ma il 4-3-3, là succede una cosa brutta, perché Conte c'ha anche il suo personaggio che deve portare avanti, ed è così. E vi dico la verità, al di là di tutto, io ricordo che l'Italia allenata da Conte mi diede un brivido da allenatore dell'Italia e mi veniva voglia di tifare per l'Italia e mi esaltava la presenza di Conte in panchina. Poi il come gioca è tutto da vedere, da stabilire, da chiarire, perché si fanno discorsi di mercato, che lui ha chiesto un difensore, una mezzala, e se chiede la mezzala vuol dire che è un centrocampo a 3.
E quindi se fai il centrocampo a 3 o è 3-5-2 e non è già il 3-4-2-1 o il 3-4-3 che si voglia di contiana memoria, quindi vuol dire che o Conte si adatta lui al 4-3-3 al modo, perché De Laurentiis gli vuol dire, perché non lo sappiamo se è ancora fissato con quella cosa là. Quindi il mercato ci dirà e ci farà capire se Conte effettivamente vuole tornare a un 4-2-4 che lui faceva all'epoca, oppure se nell'evoluzione del calcio ha capito altre cose, ha studiato. Secondo me Conte è uno di quelli che, anche se sta fermo, ha voglia di studiare. Ci hanno raccontato gli allenamenti di Conte, la maniacalità di certi movimenti, quando il giocatore si pone in un certo modo con il corpo, tu già sai che devi fare quel contromovimento. Ci sono cose molto interessanti che vanno studiate di Conte. E una delle cose positive è che se arriva Conte a Napoli, le tifoserie avversarie non si fanno il risolino come se lo sono fatti quando abbiamo preso Mazzarri. Si fanno un pochino due conti e dicono attenzione qua, ed è un bellissimo momento dove tu decidi, dici io non ho mollato, io voglio ritornare ad essere almeno la quarta forza, e poi se ti capita l'annata dove qualcuna scivola, approfittarne. Questa è la cosa principale e la cosa positiva. Poi è tutto da vedere se si fa, perché ti sei impelagato in una situazione adesso con questa trattativa con Conte che è dietro l'angolo la possibilità di sì, siamo ad un passo, stiamo limando gli ultimi dettagli, poi non c'è stato l'accordo. Quelli che hanno detto Conte è fatta, Conte frenata brusca, Conte riavvicinamento, Conte sta già a Napoli, poi come si fa? Ti diranno vabbè, ma quello poi è successa quella cosa, è successo c'è stato un dettaglio sui bonus, non si sono capiti, perché le trattative con Luis Enrique all'epoca, con Thiago Motta, sono uscite e non ti puoi permettere più. Oramai la frittata è fatta, dovevi smentirlo prima, adesso la frittata è fatta, non ti puoi permettere più di non prendere Conte, perché qualsiasi altra cosa verrà vista come una soluzione di ripiego e non verrà accettata dalla piazza, non verrà accettata dai giocatori che verranno, non avrà lo stesso appeal, perché un Napoli che non fa le coppe, se c'è Conte è un conto, ma se non c'è diminuisce l'appeal, diminuisce la credibilità del prossimo allenatore, e là ti sei fregato con le tue mani. Quindi è molto molto rischioso quello che sta facendo la Juventus over 23. Stiamo diventando la Juventus over 23, ci andiamo a prendere quelli là e cerchiamo di fare una squadra. È fissato con la Juventini, io ne sono convinto, e c'è questa immagine De Laurentiis che cammina, sorride, gli fanno le domande e poi lui chiude e si fa anche la fotografia con lo Juventino e lui dice bisogna essere democratici, si fa la fotografia e quindi così. Sono immagini simboliche che ci portano a questa cosa qua. In chiusura vi dico che il video di oggi di Pedulla non aggiunge dettagli alla trattativa, ripete quello che ci aveva detto ieri, aggiunge semplicemente un dissing aperto nei confronti di Carlo Alvino, che aveva detto a me non risulta proprio niente, nessun incontro non risulta, e lui dice ti devi fare i fatti tuoi, risulta a me, non devi metterti contro i colleghi che fanno mercato. Quindi così, ma aggiunge anche un dissing anche a Del Genio, perché Del Genio ve lo ricordate che si razzelò quando Pedulla disse De Laurentiis sta rompendo il giocattolo, e adesso giustamente Pedulla si leva dei sassolini dalle scarpe e può parlare, però ne parla, vi ripeto, con notevole serietà, perché non ci sta dicendo Conte è fatta, come non ve lo dico io, ci sta dicendo che c'è la trattativa, che c'è questo tentativo e che bisogna arrivare a, e che non è detto che si faccia, quindi così si cade in piedi e così io lo accetto. Invece quelli che mi dicono è già fatta, sta da 5 mesi a Napoli, no, questa cosa qua non è vera, perché poi succede e non succede e abbiamo finito di fare. Ci restano sul groppone le magliette, insomma, anche belle, con degli inserti azzurri così, ma che sarà una bella. L'azzurro poi mi ricorda un po', su queste cose mi ricorda un po' il Newcastle. Vabbè, vediamo come va a finire questa finale, ce la dobbiamo vedere. E poi domani avremo con la conferenza di De Laurentiis che è sul ritiro, già sento la voce di Lombardo che dirà non fate domande assolutamente sul calcio, dobbiamo presentare, le sappiamo già le cose che faranno a Di Maro, a Castel di Sangro, qualche festicciola da ballo, qualche ciambella. Che film è questo? Festicciola da ballo, qualche ciambella, mi pare, penso me lo scrivete sotto, io penso di averlo capito. Non interessa a nessuno Di Maro, come non interessa a nessuno la partita con la Fiorentina, che invece
è proprio una finale. È proprio una finale. E ci sono notizie di un Osimhen che forse non recupera, l'affaticamento è più faticoso del previsto, e quindi la partita in cui trovi una squadra che ha il suo grande difetto, quello di portare la difesa a centrocampo e di aprire varchi a tutti, ti manca Osimhen, che poteva essere la nostra carta da giocarci, e dobbiamo capire come si fa, se recupera o se non recupera, o se l'abbiamo salutato anche a lui senza salutarlo, come Zielinski, come gli altri, e io prenderei esempio dal saluto che il Milan fa fare a Giroud. Cioè, si salutano le persone, si lasciano andare, si fanno altri percorsi senza dover insultare i tuoi stessi giocatori, senza doverli mortificare, senza dover creare la frattura perché tu sei buono e loro non sono buoni, e qualcuno dei tifosi va appresso e si crea questo senso amaro, questo retrogusto amaro di un addio sempre con polemiche e con cose. Si può fare come Giroud, fa il Milan stesso, gli fa fare il video, gli fa vedere i video dei bambini che si ricordano cose belle di Giroud, e si dovrebbe fare con Osimhen, si dovrebbe fare con Zielinski, si doveva fare con gli altri, e non parliamo di Kvara. Quindi non parliamo di Patrizia, perché non è proprio il caso. Conte ha chiesto di fare la squadra intorno a Kvara, però poi ha chiesto anche Rugani. E allora non mi trovo. Tanto nelle cose si dirà sempre buongiorno, si dirà Anco, le cose, i soliti nomi che fanno tutte le squadre che hanno bisogno di certi giocatori, e poi in qualche modo non vengono. Da New York, Valerio Fluido e tutto. Vi siete fatti un bel video e vi siete visti una bella la juventinità proprio pesante. Ma purtroppo questo è. Speriamo che si faccia, perché ti stai prendendo un grandissimo rischio. Poi vediamo che tipo di rapporto avranno Conte e Manna. Non lo so, sono un pochino preoccupato. Però sicuramente non ci possiamo annoiare, quindi iscrivetevi al canale, lasciate like, che ne vedremo delle belle a partire da domani. Vai.